PM10 fuori controllo, scatta in Veneto l'allerta arancione, da domani nei capoluoghi tranne Belluno, stop ai diesel Euro 4, rischio di allerta rossa nei prossimi giorni, Coldiretti, temperature anomale mandano in tilt le colture. Tragedia a Caorle, pescatore tocca con la canna i fili dell'alta tensione, muore folgorato, il dramma nella zona della Brussa. Era il figlio di un ex boss mafioso pentito, il 47enne che sabato si è tolto la vita dopo una fuga della moglie con il figlio per le violenze subite in casa. Nell'abitazione è trovato un arsenale. Assurda tragedia a Verona, il bidet cede improvvisamente, una scheggia di ceramica ferisce alla gamba un 75enne che muore dissanguato. Il videomessaggio di Manuel Bortuzzo dal letto del centro riabilitativo di Roma, il 19enne sorridente: vi ringrazio tutti per l'affetto, ora per me inizia un nuovo allenamento. A Santa Maria di Sala l'anniversario dell'omicidio di Lino Sabadin, accanto ad Adriano anche i parenti di altre vittime dei proletari armati per il comunismo, per la prima volta dopo l'arresto di Cesare Battisti. Presentato oggi a Venezia al CDA della Fondazione Veneto Film Commission, l'assessore Corazzari: forte impulso all'immagine della regione nel mondo. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. L'avete sentito in apertura: smog alle stelle in tutta la regione. Da domani in tutti i capoluoghi di provincia, escluso Belluno, scatta l'allerta arancio con il blocco dei diesel, delle auto diesel fino ad Euro 4. Sentiamo. Questa mattina abbiamo avuto segnalazione ufficiale dall'ARPAV che siamo subentrati dopo 4 sforamenti in allerta arancione. 4 giorni consecutivi di smog alle stelle, scatta a Treviso come in tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto, con la sola eccezione di Belluno, l'allerta arancio. Stop dunque dalle 8.30 alle 18.30 alle auto diesel fino ad Euro 4. Restano le limitazioni del livello verde per gli altri mezzi, i furgoni diesel fermi fino all'Euro 4, le auto a benzina fino ad Euro 1 ed i ciclomotori a 2 tempi Euro 0. Le concentrazioni di PM10 nell'aria registrati dalla centralina ARPAV di via Lancieri di Novara da giovedì 14 febbraio hanno sforato quotidianamente i valori massimi consentiti di 50 microgrammi per metro cubo d'aria, facendo così scattare l'allerta arancio. I trevigiani non potranno più circolare con le Euro 4 diesel, ovviamente salvo le deroghe previste, che sono molte. Consiglio a tutti di andare sul sito del comune per capire quale deroga utilizzare per evitare di bloccare la propria attività produttiva. E se la cappa di smog che inquina l'aria non si dissolverà, e purtroppo le previsioni del tempo non promettono pioggia o vento nei prossimi giorni, lunedì prossimo potrebbe scattare l'allerta rossa. Ci auguriamo, ripeto, le condizioni che ARPA ci dà sono quelle di un generale miglioramento della situazione, e ci auguriamo di non entrare in questa situazione. In quel caso l'allerta rossa prevederà il fermarsi anche di quelli che sono i mezzi commerciali per una fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30. Unica nota positiva del clima di questi giorni, e cioè le temperature particolarmente miti nelle ore centrali della giornata, è quello di spingere i cittadini ad abbassare il riscaldamento di case e negozi, limitando quindi le emissioni inquinanti in atmosfera. Considerando che oggi ci aggiriamo attorno ai 14 gradi e sicuramente la minima sarà più bassa, pensiamo che comunque i trevigiani cominceranno a utilizzare meno quello che è il riscaldamento domestico e parallelamente anche le aziende di attività commerciali, e a quel punto l'effetto smog diminuirà per emissione minore di PM10 dato dalle caldaie. Ma l'anomalia climatica sta facendo sentire i propri effetti anche sull'agricoltura, con la Coldiretti che lancia l'allarme. Il caldo sta predisponendo alla ripresa vegetativa soprattutto le piante da frutto, rendendole particolarmente vulnerabili all'eventuale prossimo arrivo di una nuova ondata di gelo con danni incalcolabili sulla produzione. La cronaca, ora tragedia nel pomeriggio alla Brussa di Caorle. Un pescatore è rimasto folgorato dopo che la sua canna da pesca ha urtato i fili della media tensione. Sentiamo. Una tragedia senza testimoni, circostanza che ha reso vani i tentativi di rianimare l'anziano pescatore che nel pomeriggio è morto folgorato da una scarica elettrica a Valle Vecchia di Caorle, a monte della Brussa.
La sua canna da pesca avrebbe urtato i fili della media tensione. Per l'uomo, un pensionato settantenne del posto, non c'è stato nulla da fare. Inutili si sono rivelati infatti i soccorsi chiamati da un passante che attorno alle 15:30 di questo pomeriggio ha allertato il 118. Con i sanitari del SUEM, ai quali non è rimasto che constatare il decesso dell'anziano, anche i vigili del fuoco. Il corpo senza vita del settantenne è stato ritrovato nelle vicinanze del canale Baseleghe, non distante dal confine con il territorio di San Michele al Tagliamento. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Portogruaro, che hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica della tragedia e per accertarne cause ed eventuali responsabilità. Particolari inquietanti emergono dopo il suicidio di un uomo di Borgoricco che aveva picchiato la moglie. Il 47enne era il figlio di un pentito della mafia ed in casa aveva un vero e proprio arsenale. Custodiva 104 armi, tutte intestate alla moglie. Un arsenale, quello scoperto all'interno dell'abitazione di San Michele della Badesse, dove il 47enne, figlio di un pentito di mafia, si è ucciso sabato scorso dopo un litigio con la sua compagna. Secondo quanto si è appreso, il giorno prima della tragedia l'uomo aveva scoperto che la moglie aveva avuto una relazione extraconiugale. Sabato, come succedeva da anni, l'ha picchiata selvaggiamente, ma la donna è riuscita a scappare con il figlio in braccio e a chiedere aiuto al vicino di casa. A quel punto il 47enne ha preso una delle pistole custodite in casa e si è sparato. L'uomo è figlio del pentito Angelo Sino, abitava nella frazione di Borgoricco, che era stata scelta come località protetta dopo il pentimento del padre, definito il ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, per il suo radicamento nel mondo degli appalti. I carabinieri ora stanno conducendo indagini sul possesso delle armi. Dramma la scorsa notte a Isola Rizza, nel Veronese. Un 75enne è morto dissanguato nel bagno della sua abitazione dopo essersi ferito ad una gamba con una scheggia di ceramica. L'anziano era andato in bagno e forse in seguito ad un malore si è appoggiato o è caduto sul bidet. Il manufatto in ceramica ha ceduto ed una scheggia appuntita e tagliente gli ha reciso un'arteria, provocandogli un'emorragia fatale. A scoprire il corpo senza vita dell'uomo questa mattina i vigili del fuoco, chiamati dalla vicina di casa allarmata per il rubinetto dell'acqua rimasto aperto. Sul posto anche i carabinieri di Oppeano. Parla per la prima volta in un video Manuel Bortuzzo, il 19enne di Morgano rimasto paralizzato dopo lo sparo a Roma, ed è un messaggio di grande forza e speranza. Sentiamolo. Ciao a tutti ragazzi. Eccomi qua, come potete vedere sto sempre meglio, sono appena arrivato in quello che sarà il mio nuovo campo da combattimento. Qua sono al Santa Lucia, il nuovo centro di riabilitazione, qui a Roma, dove rimarrò per un bel po'. E niente, sono contento, sto bene e volevo semplicemente ringraziare quelle persone fantastiche che lavorano presso l'ospedale San Camillo di Roma, che veramente tra medici e infermieri mi hanno dato una mano non solo fisica ma anche proprio morale, non da poco, e tutta la squadra della federazione che ha contribuito a rendere questo mio percorso migliore e niente, adesso io sono qua, non vedo l'ora di darò tutto quello che ho per tornare tra di voi il prima possibile, perché veramente qua ci voglio rimanere poco. E niente, poi ci aggiorniamo sui social. Grazie di tutto il supporto che mi state dando. Io anche se non riesco a rispondere a tutti quanti, giuro che leggo tutto e ogni giorno sono col sorriso stampato in faccia per tutto il supporto che mi date. E niente, un abbraccio fortissimo a tutti quanti, a presto e niente, adesso si inizia l'allenamento. Ed ora torniamo a parlare dei risparmiatori traditi dalle banche. Un taglio di 1 miliardo di euro sarebbe questa l'ingente somma prima promessa, poi sottratta in Parlamento al fondo di ristoro per i risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Lo denuncia la Federazione delle Associazioni dei Risparmiatori. Sentiamo. Più
Più passa il tempo e sempre più appare che dopo il danno possa arrivare anche la beffa per i risparmiatori traditi da Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il fondo di ristoro sarebbe stato ridotto da 1,5 miliardi di euro a $0,5 miliardo, 2/3 in meno. Una legge che non è stata concordata con i risparmiatori, è stata concordata da 2 persone, cosa molto grave, in quanto a questo fondo è stato tagliato anche 1 miliardo, un ulteriore miliardo. Infatti per il 2019 c'è 500 milioni. Se i decreti attuativi alla legge sul risparmio tradito hanno stabilito un indennizzo definitivo per i risparmiatori pari al 30% del danno, i numeri sulla riduzione del fondo di ristoro sembrano corrispondere. Si chiudono le porte perciò al precedente 30% di rimborso che era stato definito un acconto. Allora noi ci auguriamo che questa farsa possa finire presto e che il governo intervenga subito. Noi non eravamo d'accordo prima, non siamo d'accordo adesso e faremo di tutto per far ritornare la legge come era prima e in modo che possa tutelare al massimo i risparmiatori. Ancora cronaca, prima dalla parte delle vittime per aver perso il fratello, ora indagato per omicidio stradale. Si incrociano coincidenze drammatiche nel caso dell'incidente mortale costato la vita ad un 19enne di Zero Branco, sotto accusa l'alcol. Sentiamo. Il fratello era morto in un incidente stradale lo scorso anno, mentre era a bordo dell'auto condotta da una ragazza. Ora è lui, un 21enne di Zero Branco, di origini marocchine, a rischiare di dover rispondere di omicidio stradale. Quello dell'amico Clismangini, il 19enne di Zero Branco, che ha perso la vita ieri all'alba in via Mure, a Merlengo di Ponzano. Era seduto al posto del passeggero Klinsmann quando la Mercedes classe A ha preso velocità ed è finita fuori strada abbattendo un palo di cemento della rete elettrica e ribaltandosi su un campo. Un impatto violentissimo, come raccontano i testimoni, tra cui l'ex consigliere comunale Alessandro Lemesin. La velocità era altissima, perché quel palo era della luce che io sostituio è stato troncato come un salame col corteo, cioè di netto. Una roba impressionante. Guai corre moltissimo, Guai corre molto velocemente, che c'è tante curve, ma sia di giorno che di notte. Sul conducente la polizia stradale ha fatto eseguire i prelievi per verificare il tasso di alcol nel sangue. I 2 ragazzi feriti, così come gli amici arrivati poco dopo, hanno raccontato di aver trascorso la serata a bere tutti insieme. Una famiglia di origini albanesi inserita da anni, quella della vittima, riservata e lavoratrice. Appassionato di calcio, il 19enne studiava all'Istituto Palladio di Treviso. Questa famiglia aveva un unico, forse, grande scopo, che i 2 figli andassero a scuola e potessero, come dire, migliorare, potessero fare fortuna qui da noi in Italia, insomma, e aveva dedicato tutto, per cui è anche difficile commentare sta roba qua. Il sindaco si affida allora a una poesia. L'ha scritta Damiano Visenti, è in dialetto. Dice: occhio vispo, scatto pronto, 3 secondi da 0 a 100. Occhio stanco, riflesso lento, 3 secondi, sta attento. Distrazione di un momento, giovinezza sotterrà. Santi che dorme in una notte già sa, piange a tua ultima luna, sa vedova del sole. Santi distanti una notte sbagliata, a canna del sciopo non era un campo ma una strada. Se stua tua luce contro quella del lampion, finisse presto a partia se qualcuno sbusa un baion. 40 anni fa l'omicidio del macellaio di Santa Maria di Sala, Lino Sabadin, da parte dei terroristi guidati da Cesare Battisti. Oggi cerimonia in sua memoria, vediamo. Avanti Corona! Onore a Dino Sabadin! Nel 40° anniversario della morte di Lino Sabadini, il macellaio di Caltana, ucciso nel febbraio del 79 dai terroristi dei PAC, una corona di fiori viene deposta sul luogo della tragedia. Ad assistere il figlio Adriano, i familiari delle altre vittime di Cesare Battisti e della sua banda, il gioielliere Pierluigi Torregiani e l'agente della Digos Andrea Campagna.
Un anniversario reso meno amaro dalla cattura e dall'estradizione poco più di un mese fa del responsabile di quelle morti. Non importa quando arriva la giustizia, può arrivare anche dopo 100 anni, l'importante è che arrivi e soprattutto che le persone che hanno commesso questi reati paghino. Battisti dovrà scontare 4 ergastoli, perfetto, li paghi. Sta un giorno, una settimana, un mese, 10 anni in galera, perfetto. L'importante è che paghi quello che la giustizia gli ha dato. Dai parenti delle vittime nessun desiderio di vendetta, come dimostrato dalla lettera scritta dalla nipote di campagna e letta dalla cognata di fronte ai cittadini di Caltana, accorsi in massa alla cerimonia. È con l'amore che si vince l'odio e noi abbiamo imparato a non darlo per scontato, ad apprezzare ogni singolo attimo di vita e a condividerlo con l'altro. E nel vivere la vita Andrea è sempre stato con noi, Andrea è vivo. Verso Lino Sabbadini e le altre vittime di Battisti, ha rimarcato l'assessore regionale Roberto Marcato, lo Stato ha un debito troppo grande per essere ripagato per tutti gli anni in cui al loro assassino è stato permesso di vivere da signore. Fare le inaugurazioni e presentare i propri libri a caviale e champagne con grandi intellettuali, mentre qui ancora era caldo e troppo violento il dolore delle vittime. Questo non deve più accadere. Una promessa a cui fa eco quella del prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. Sono passati tanti anni, ma alla fine lo Stato è arrivato. E come è arrivato con lui, arriverà anche con gli altri 15 che stanno dall'altra parte della frontiera, perché prima o poi anche per loro arriverà la giustizia. Da parte di Adriano, dopo 40 anni di pubblici appelli per ottenere giustizia, oggi solo 3 parole. Grazie a tutti. Lotta allo spaccio di droga a Vicenza, in manette Nino, affiliato negli anni 70 della cosiddetta banda delle belve, che era diventato il punto di riferimento dello spaccio nella città berica. Sentiamo. 127 episodi di spaccio di cocaina, 73 di acquisto di droga. Un'operazione denominata Matusalemme, vasta e ramificata, con ricostruzioni e intercettazioni puntuali, quella condotta dai militari della Guardia di Finanza di Vicenza. 2 le misure cautelari eseguite nelle ultime ore. A settembre l'arresto più importante, quello di Stefano Tummolo Altomare, personaggio di spicco della malavita italiana, già affiliato a una banda armata nota come Banda delle Belve, responsabile tra gli anni 70 e 80 di omicidi, rapine, estorsioni e sequestri di persona a Roma. Nella maglia degli investigatori sono finiti 2 quarantenni, un disoccupato residente a 2 ville e un commerciante di Montegalda. Era Nino questo il nome con cui si faceva chiamare nel giro Altomare, il loro principale fornitore. L'arresto di quest'ultimo a settembre, quando le Fiamme Gialle lo hanno trovato in possesso di 1,5 chili di cocaina e quasi 100.000 euro in contanti. Dai 2, sottoposti all'obbligo di firma, si riforniva una clientela selezionata composta di professionisti e imprenditori della provincia berica, alcuni dei quali fungevano da pusher per altri clienti. L'attività di polizia economico-finanziaria, che è stata conclusa nell'ultimo fine settimana, ha consentito di smantellare la rete di spaccio creata appunto da questo boss della mala romana. Un giro d'affari ben oliato, interrotto dall'indagine. Altomare adesso in carcere a Vicenza, condannato nel processo di primo grado con rito abbreviato alla pena di 10 anni e 6 mesi di reclusione. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci di nuovo in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo ora a Piazzola sul Brenta con l'appello di una mamma che chiede aiuto per una costosissima operazione per il suo bimbo Giovanni. Sentiamo. Aiutateci a realizzare questo sogno di nostro figlio di poter correre come tutti gli altri bambini con le sue gambe, di poter appoggiare entrambi i piedi a terra e di poter piegare il suo ginocchio, e questa cosa sarà possibile solo grazie a voi e all'intervento che potrà fare solo in America.
Quasi con timidezza questa mamma, Erika Molinarolo, lancia un appello per il suo bambino. Giovanni, poco più di 2 anni e tanta voglia di conoscere il mondo, vispo e intraprendente, è nato con una malformazione alla gamba destra, emimelia tibiale, anomalia congenita rara che non gli fa piegare il ginocchio, lo costringe a utilizzare una scarpa apposita con alzata per compensare la differenza di lunghezza tra i 2 arti. Serve una costosissima operazione, i genitori del bimbo stanno cercando disperatamente aiuto per poter affrontare l'intervento e si sono rivolti a Rete Veneta. Siamo attorno ai 400.000 euro. L'intervento dovrà essere fatto solo ed esclusivamente in America, in Florida. E siamo qua appunto a chiedere. Un intervento indispensabile per Giovanni, perché se no qual è l'alternativa? L'alternativa è l'amputazione. Erika non intende accettare l'amputazione dell'arto di Giovanni. Siamo partiti a settembre, abbiamo aperto una pagina su GoFundMe che si chiama Diamo il meglio a Giovanni, dove abbiamo iniziato a ricevere qualche donazione. Poi ci siamo rivolti al comune di Piazzola sul Brenta e abbiamo chiesto aiuto al sindaco che ci ha aperto le braccia, ci è venuto incontro, abbiamo creato un comitato che si chiama sempre Diamo il meglio a Giovanni. Addirittura Tiziano Ferro ha dato il suo contributo e poi un panettiere dell'Alta, sentite che ha fatto. Ci ha proposto di creare una linea di biscotti apposta per nostro figlio. Si chiamano appunto i biscotti di Gio, il cui ricavato, ci tenevo a sottolineare, va totalmente a Giovanni. E devono essere proprio buoni, Giovanni li apprezza di sicuro, guardatelo con la sua inseparabile sorellina Miriam. Quando è che dovrebbero iniziare gli interventi? Il prima possibile, perché c'è appunto questo rischio che a livello di cartilagine si ossifichi il tutto. Quindi ora è una corsa contro il tempo. Erika ci ha lasciato un numero di IBAN dove poter versare un contributo. C'è davvero il bisogno di tutti. Noi non ci fermeremo finché non riusciamo a portare il nostro figlio ad avere la sua gamba, non dico perfetta perché purtroppo la malformazione c'è e non avrà mai una gamba perfetta, però più perfetta possibile. Un appello dunque per aiutare questa mamma ed il suo piccolo Giovanni. Parliamo ora di cultura perché è stato presentato questa mattina a Venezia il nuovo consiglio d'amministrazione della Fondazione Veneto Film Commission e con esso la prima grande sfida, dare un messaggio vero e veritiero sul Veneto al di là degli stereotipi del passato. Valorizzare il territorio, far conoscere il Veneto in tutte le sue peculiarità, fare crescere il sistema delle professionalità e delle maestranze. In sintesi, veicolare il vero Veneto nei film, nelle fiction, nei documentari, al di là degli stereotipi del passato. Perché il Veneto, che nella filmografia è rimasto ancorato ai vizi ritratti da Pietro Germi in Signore e Signori, è una regione aperta, positiva, dedita al lavoro e alla solidarietà. Parola di Cristiano Corazzari, l'assessore regionale alla cultura, artefice della nascita di Veneto Film Commission, da oggi operativa e con una propria personalità giuridica. Sicuramente la Regione Veneto vuole investire nel mondo del cinema, delle fiction, delle produzioni, perché sappiamo che investire in questa direzione significa far crescere tutto il nostro sistema economico. È un'industria molto importante sia da un punto di vista della nascita delle professionalità, del lavoro, ma anche per la promozione del nostro territorio, delle eccellenze che abbiamo nella nostra regione, che sono da scoprire in tutto il mondo. La Film Commission sarà fondamentale perché avrà un ruolo per attrarre produzioni internazionali in Veneto, per far conoscere i palcoscenici naturali che sono vanto del Veneto nel mondo, ma che ancora oggi non sono trasmesse e comunicate. Con un occhio di riguardo alle professionalità, agli attori veneti, a chi lavora nel mondo del cinema, che in Veneto deve trovare ulteriore occasione di crescita. Fare sistema, fare rete sono le parole d'ordine di Fondazione Veneto Film Commission. Valorizzare le risorse locali, qui parliamo anche di formazione di attori, di registi, insomma, quindi con dei corsi professionali ad hoc e oltre ad aiutare le imprese locali, portare dall'estero le grandi produzioni. Perché all'estero che il nuovo board di Fondazione Veneto Film Commission guarda con attenzione, da Cannes a Berlino, passando per la Mostra del Cinema di Venezia e prima ancora all'Anica a Roma, per costruire una rete di rapporti che saranno volano importante per il rilancio della cultura tout court. Oltre al presidente Luigi Bacialli, in consiglio d'amministrazione siedono il consulente editoriale Giacomo Brunoro, Cecilia Valmarana di Rai Movie, l'imprenditore Vittorio Dalleore e Giulia Lavarone, ricercatrice all'Università di Padova. A sostegno delle produzioni cinematografiche la Regione ha
destinato 5 milioni di fondi comunitari. Approvato anche il primo bando che mette a disposizione 1.350.000 euro per sostenere fiction e animazione, 150.000 euro per la produzione di documentari e cortometraggi. Uno sguardo alla nostra programmazione, subito dopo i TG torna come ogni sera 20:10 in studio Gloria Tessarollo, assessore al sociale del Comune di Treviso, e Roberto Grigoletto, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso. E poi come ogni lunedì in prima serata torna Ring a partire dalle 21:15 in studio con Ferdinando Avarino, Giovanni Zorzi del Partito Democratico, Enrico Zanetti, Vincenzo Marinese della Confindustria, Venezia Rovigo e Gian Antonio D'Arè della Lega. Appuntamento quindi come sempre alle 21:15 ed è tutto per questa edizione. Vi lascio come sempre al meteo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Nel dettaglio sul Veneto prosegue un tempo asciutto e stabile, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Qualche foschia mattutina non sarà da escludere sulle pianure. Temperature minime oscillanti tra i 0 e 3 gradi, massime comprese tra i 7 e 11 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà nuvoloso con qualche velatura a carattere sparso dalle Alpi alla costa, spesso anche persistenti durante l'arco della giornata. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime comprese tra i 2 e 3 gradi, massime oscillanti tra i 9 e 11 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Prosegue un tempo asciutto e stabile grazie alla presenza dell'anticiclone. Infatti avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque. Temperature minime comprese tra i -1 e -3 gradi, massime oscillanti tra i 14 e 15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.